Dunque siamo in diretta dal palazzetto dello sport di Porto Mantovano in provincia di Mantova perché insomma, perché c'è da giocare una partita, rettifico anche perché si stanno avvicinando le vacanze natalizie, quindi siamo alle ultime 2 giornate prima della pausa natalizia. Questa è la penultima giornata prima della sosta. La Rotoblast dovrà vedersela con Porto Mantovano e viene da 2 KO consecutivi. L'obiettivo è limitare gli errori per provare a portare a casa dei punti che mancano proprio da 2 giornate. Amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacappelli. Siamo in diretta, come ho detto, dal palazzetto dello sport di Porto Mantovano per la 10ª giornata del campionato di Serie B1 Girone C tra l'Euromontaggi Group NGS Porto Volley e la Rotoblast Volano Volley. Dunque, allora siamo pronti per questa 10ª giornata. L'arbitro ha già fatto uscire le 2 squadre. Gli arbitri dell'incontro sono la signora Sala Gagliutti di Taranto, coadiuvata dalla signora Denise Mary Rose Bianchi di Taranto. Ovviamente l'obiettivo è quello di limitare gli errori per cercare di portare a casa i punti. Allora, salutiamo subito i miei compagni di viaggio di giornata, il nostro mago delle statistiche, lo scoutman Andrea Zeni, il regista Alan Berloffa, e un saluto anche al suo assistente che l'ho aiutato in questi minuti a preparare proprio l'attrezzatura per le dirette, il dottor Fabrizio Saba. Vabbè, stiamo a dire che qui siamo tutti dottori, l'unico che non è dottore sono io, che lo faccio per passione la telecronaca, anche se spererei che diventasse il mio lavoro ufficiale. Dunque, le 2 squadre stanno per scendere in campo. A livelli indisponibili della Rotoblast non abbiamo apriamo Emma Galvero che giocherà nel ruolo inedito di libero. No, scusate, proprio di com'è? Ah, non è neanche in banca. Sì, vabbè, però vabbè, comunque nel ruolo un po' di supporto morale, diciamo così. Emma Galbero invece non è proprio in campo, neanche in panchina Jessica De Valli. Ci siamo allora. Quindi lo starting six è molto limitato oggi e quindi vedrà come modifica probabilmente proprio, come potrete vedere, solo il centro. Il resto dovrebbe essere lo starting six tipo, quindi solo con Miori al posto di De Valli. L'Asia? Anzi, il mago delle statistiche ci ha dato una novità. Asia Calza nel ruolo di titolare. Per il resto non dovrebbero esserci sorprese dell'ultimo minuto. Quindi Gridelli, Ierobon, Braida, Orlandini, Carlotta Petrussiello, Alice Bellini nel ruolo di capitana nella giornata di oggi e, come detto, Asia Calza. Questo dovrebbe essere lo starting six di partenza della Rotoblast. Vediamo invece quello della... Adesso vediamo invece tra poco quello dell'Euromontaggi Group Porto. Che sono?
Allora, invece lo starting player della squadra casalinga di Porto è Chiara Poggi in palleggio, libero Sofia Giudice, gli schiacciatori Nicole Magenzani e Benedetta Marcore, nei ruoli di centrali Anna Paola Ghirardelli e Giorgia Bulla, e il ruolo di opposto Stefania Bernabé. Primo servizio è nelle mani della Porto, Giorgia Bulla al servizio. Ci siamo allora. Sta per cominciare la partita e dopo scatenate l'inferno e andiamo. Primo servizio su Orlandini. Braida subito difende Piero Bon. Bellini nel ruolo di palleggio. Orlandini pallonetto. Viene difeso da Marcore. L'attacco murato da Petrusiello. L'attacco di Magenzani è stato murato da Carli. 1-0. Fulvia Gridelli in realtà. 1-0. Carlotta Petrusiello al servizio. Servizio battuto. Con l'ausilio del net viene ricevuto da Marcore. L'attacco non è stato superato subito. Gridelli 2-0. Fulvia Gridelli 2-0. Ottimo, buon inizio della Rotoblast che al momento conduce per 2-0 questo primo set della 10ª giornata. Ancora Carli al servizio. Servizio battuto su Marcore e arriva l'Ace 3-0 e 3-0 Carli. Servizio vincente. Proteste dell'allenatrice Cristina Guicciardi che non sono ricevute da parte dalla terna arbitrale. Attacco vincente di Magenzani. 3-1 adesso il punteggio. Ora il servizio per la formazione giallonera. Grazie al mio mago delle statistiche Chiara Poggi su Bellini. Servizio Braida. Orlandini pallonetto. Attacco vincente 4-1. Pallonetto vincente di Orlandini. Mani sulla rete ma la palla è nella metacampo di Porto Mantovano. 4-1 il punteggio. Emma Orlandini al servizio. Battuto il servizio. Poggi il palleggio. Pallonetto tentato da Magenzani, non è andato a buon fine. Bellini attacco, viene difeso dal libero Giudice ma è vincente perché va a toccare il tetto. 5-1. È la rete bassa. La rete che protegge i fari è bassa. 5-1. Ma tanto basta per dire alla Rotoblast che è il quinto punto nostro. Orlandini servizio battuto, sempre sul libero Giudici. E arriva l'Ace 6-1. Ottimo inizio della Rotoblast. Servizio ancora nelle mani della Rotoblast. Emma Orlandini ancora al servizio. 6-1 al Palasport di Porto. Pallone ricevuto Poggi. Marcore murata in campo. 7-1. 7-1. Forse arriva già il time out. Eccolo qua. Sponsor. Proprio da auto che sono bloccate proprio. Allora, ci scusiamo per l'interruzione dello streaming, ma purtroppo è saltata la nostra connessione, vi chiediamo scusa. Purtroppo abbiamo perso un bel po' di punti, ma comunque la Rotoblast sta continuando a condurre con 7 punti di vantaggio, siamo sul 7-14.
Carlotta Petrusiello al servizio battuto, riceve la numero 9, poi il tentativo d'attacco di Rancati non è andato a buon fine, quello di Gridelli invece sì. Siamo sul 15-7 adesso a favore della Rotoblas. Ancora Carli al servizio battuto, riceve, prova subito Poggi De Vincente. 8-15. E va proprio l'autrice dell'ultimo punto al servizio, Chiara Poggi. Servizio battuto su Orlandini, Bright e Piero Bon. Orlandini, tacco out. Siamo sul 9-15 adesso. Servizio ancora di Poggi, battuto su Bellini. Piero Bon dal lato di Orlandini, pallonetto di Orlandini difeso da Poggi. Giudice, attacco di Magenzani è stato difeso da Piero Bon. Orlandini pallonetto, attacco vincente. Emma Orlandini 16-9. Emma Orlandini adesso al servizio per la formazione allenata da Luca Parlatini. Servizio battuto su Giudice. Poggi dal lato di attacco vincente, credo di Rancati, sì. 10-16. Gomani out. Nicole Magenzani al servizio adesso per la formazione allenata da Cristina Guicciardi. Servizio battuto su Piero Bon. Braida, Gridelli subito. Brava Fulvia Gridelli. 17-10. Entra Adal. Il servizio Fulvia Gridelli. Il servizio. Battuto il servizio e out. 11-17 adesso il punteggio. Ok. E al servizio adesso dovrebbe esserci la numero 10, se non erro, Anna Paola Ghirardelli. Servizio battuto su Bellini. Braida dal lato di Bellini. Difende Marcone. Attacco vincente di Magenzani. Non è riuscita la difesa Piero Bon. 12-17 il punteggio. C'è sempre un c'è sempre un buon break la Rotoblas da gestire. Ghirardelli, servizio battuto, riceve Orlandini. Braida, Petruziello, buca la difesa e arriva al 18° punto Carli. 18-12 per la Rotoblas. Federica Braida al servizio per la Rotoblas. Servizio in rete di Braida. 13-18 adesso il punteggio nel corso del primo set. Al servizio la numero 5 Giorgia Rancati. Servizio battuto su Bellini a sfiorare la rete del tetto, però adesso c'è la free ball. Oggi attacco vincente di Marcone. 14-18. Time out della Rotoblas sponsor.
14-18 il punteggio nel corso del primo set. Siamo di nuovo in diretta dall'Arena magari l'Arena Biancorossa, il palazzetto dello sport di Porto Mantovano. Servizio nelle mani sempre di Rancati. Servizio battuto su Bellini. Federica Braida. Subito Asia calza. Primo punto della stagione. Ma con le statistiche, primo punto della stagione di Asia calza? Perché vorrei anche avere la certezza di non dire stupidate. 19-14 punteggio. Servizio di Bellini. Battuto Poggi. Marcone. Attenzione, calza. Dall'altra parte. 15-19 adesso. Ora il servizio. Dovrebbe esserci la numero 13, se non erro. Proprio l'autrice dell'ultimo punto, Benedetta Marcone. Vediamo il servizio. Appena il primo arbitro fisica. Ecco il fischio. Servizio battuto su Bellini. Braida. Orlandini. Viene murato l'attacco. 16-19. Scendono a 3 i punti di vantaggio adesso della Rotoblast. Servizio di Marcone su Bellini. Braida. Petrucciello. 20-16. Asia calza al servizio. Servizio battuto su Giudice. Poggi. Attacco subito. Bellini a sfiorare il tetto. Provato Magazzani ma non è riuscito. Dall'altra parte Poggi. Attacco è vincente di Giorgia Rancati. 17-20. Al servizio con il numero 11 Rachele Tavella. Spegne in rete. 21-17. Carlotta Petrucciello. Servizio battuto su Magenzani. Poggi. Attacco subito di Rancati che non è andato a buon fine difeso. Piero Bon. Orlandini difende Giudice. Poggi. Attacco tentato da Magenzani non è andato a buon fine. Piero Bon. Braida. Petrucciello vincente. Attenzione, proteste accese dell'Euromontaggi per una possibile seconda linea di Petrucciello, ma direi che non c'era. Infatti proteste ingiustificate queste proprio. 22-17. Che alla formazione di Guicciardi costa il primo richiamo verbale. Il prossimo sarà un giallo e poi un rosso. Piero Bon difende l'attacco. Petrucciello. 23-17. Carlotta Petrucciello. 23-17. Adesso al servizio ci va proprio lei, l'autrice dell'ultimo punto. 17-23 per la Rotoblast. 2 punti dalla vittoria del primo set. Un altro bel servizio. E arriva il 24esimo punto. Carli. Set ball Rotoblast. Carli. 24-17. Adesso c'è il set ball per la Rotoblast con le mani di Carlotta Petrucciello, autrice dell'ultimo punto, late del 24. Servizio battuto. Margone. Poggi. Attacco murato. Attenzione, Giudice. Ancora Margone.
Palla in campo, provato a battezzarla out Bellini, ma la palla è andata dentro. Giusto, 24-18 adesso. Attenzione al servizio di Poggi. Servizio battuto su Bellini. Ancora una palla set. Orlandini. Invasione contro l'Euromontaggi. 25-18. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Eccoci in diretta nuovamente dall'area Palasport di Porto Mantovano. Il primo set si è concluso per 18-25 a favore della Rotoblast. Vi elenco i punti di squadra delle due squadre: 2 punti per Poggi, 3 punti per Rancati, 2 punti per Magenzani, 2 punti per Bernabé e 3 per Marcone. 12 punti di squadra, 6 su errore, quindi 3 sono stati fatti su errore. Per la Rotoblast invece 4 punti di Gridelli, 2 di Braida, 4 di Orlandini, 8 di Petruziello, 4 di Bellini, 1 di Calza Asia. 23 punti di squadra, quindi 2 soli errori a favore dei Porto. Inizia il secondo set. Servizio di Asia Calza. Con l'ausilio del net riceve Magenzani. L'attacco di Bulla è andato contro le mani del muro e di Fulvia Gridelli. 1-0 Rotoblast. Primo punto in cassaforte. Ancora Asia Calza al servizio per la Rotoblast. Battuto sulla numero 13. Magenzani, attacco out. Sì, attacco out, 2-0.
è entrato in area credo poco fa. 2-0. 2-0 all'inizio di questo secondo set. Asia calza servizio. Oh, mamma mia che bel servizio di Asia. Bellini difende Giudice. Poggi, Magenzani, attacco vincente. 1-2 in mezzo alle mani del muro. Ok, Giorgia Bulla al servizio per la formazione allenata da Guicciardi. Servizio battuto su Alice Bellini. Braida, Gridelli, Fulvia Gridelli, 3-1. Forse sono già pronti dei cambi. Dovrebbe entrare Rachele Tavella tra poco. Il servizio battuto di Carli su Marcone. Marcone attacca, difende Petruziello, probabilmente era out questa palla. Orlandini, 4-1, Emma Orlandini. Era palese. Cosa avete fatto? Ho detto che era out. Infatti ho detto difende l'attacco che andava out, ho detto. Attenzione, il servizio ancora di Carli. Servizio su Giudice. Poggi dal lato di Bernabé, difende Gridelli. Piero Bon, Orlandini, pallonetto, ottima la difesa di Magenzani. Marcone, oh! Free ball dall'altra parte. Magenzani, invasione contro la Rotoblat. Comunque la palla era comunque, andava a mani out, quindi comunque il punto era comunque dell'Euro Montaggi Group. 2-4. Comunque la Rotoblat è sempre in vantaggio di 2 punti. 4-2. Siamo nel corso del secondo set, vi ricordo, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso. Chiara Poggi in servizio su Orlandini. Difficoltà. Orlandini attacca, difende Giudice. Attenzione. Magenzani con l'ausilio del muro difende Carli. Ancora Orlandini, difende Giudice. Poggi, Magenzani, Muratta. Marcone attacca, out. Attacco out di Stefania Bernabé. 5-2. Non lo so. Emma Orlandini ora al servizio. Orlandini, attenzione. Magenzani, attacco out, sì. Attacco out, 6-2. Intanto bisogna fare attenzione perché ha volato per errore un oggetto da tifoso in campo e fortunatamente non è finito dentro il terreno di gioco perché poteva portare condizioni molto più gravi. Orlandini servito di nuovo, in rete il servizio. (3-6). E Nicole Magenzani al servizio per la formazione di Guicciardi. Su Piero Boni il servizio. Raida, Bellini, attacco out. 4-6, attenzione. 4-6. Ancora Magenzani al servizio. Servizio battuto su Piero Bon, ancora una volta Braida dal lato, ma nel lato di Petroziello che però non era pronta a questo attacco. Adesso c'è la free ball. Poggi subito Ghilardelli. 5-6. Forse Luca potrebbe chiamare adesso il suo time out. Eccolo qua. Andiamo con gli sponsor.
Nuovo in diretta dal Palasport di Porto Mantovano. 5-6 il punteggio nel corso del secondo set. Nicole Magenzani al servizio per la formazione giallonera di Porto Mantovano. Servizio battuto sempre su Piero Von. Braida dal lato di Bellini, pallonetto, difende Poggi. Giudice Marcone. Murata Marcone da Braida. 7-5. Fulvia Ghidelli ora al servizio sul punteggio di 7-5 per la Rotoblas. Servizio battuto su Giudice. Poggi. Marcone viene difeso, ma nella metà campo trentina. Quindi l'attacco di Marcone è vincente. 6-7 il punteggio. Anna Paola Ghirardelli al servizio. Servizio battuto su Piero Bon. Braida al centro per Calza. Viene difeso da Oddio l'attacco di Bellini a mani out. Parità al Palasport di Porto Mantovano. Ancora Anna Paola Ghirardelli. Servizio battuto, riceve Orlandini. Braida, Bellini, pallonetto, vincente. 8-7, pronti cambio, attenzione. Rachele Tavella per la numero 15, Giorgia Bulla. Quindi centrale per centrale non cambia nulla in questo momento. Servizio per la Rotoblast nelle mani di Federica Braida. Servizio in rete. 8 pari. Stefania Bernabé al servizio per Porto Mantovano. Servizio in pallonetto su Bellini. Federica Braida dal lato di Bellini. Attacca Bellini, out. Prima volta in vantaggio Porto Mantovano, 9-8 al Palasport. Bernabé, ancora lei al servizio. Il 9-8 per Porto. Fa tutto il servizio, riceve Bellini. Braida, lato di Petruzziello. Difende Giudice, ma è vincente l'attacco. 9 pari. Servizio nelle mani di Alice Bellini. Servizio battuto su Marcone. Oggi Marcone attacca. Attacco vincente di Benedetta Marcone. 19 per Porto Mantovano. Va proprio l'ex schiacciatrice di Delta Despar Trentino stagione 2020-21 al servizio per Porto. Benedetta Marcone riceve Piero Bon. Calza un po' in difficoltà, però riesce comunque a fare un attacco. Viene difeso stavolta l'attacco di Porto da Bellini. Attacco di Orlandini. Orlandini vincente, 10 pari. Ora al servizio va Asia Calza per la Rotoblast. Servizio battuto con l'ausilio del net riceve Magenzani. Subito Poggi. Astuta nel fare questo attacco. 11-10. Rachele Tavella al servizio.
Servizio di Tavella, riceve Piero Bon. Braida, subito Gridelli. C'è la free ball. Oh! Gridelli! Basta lamentele! Arriva la munizione a favore dell'Euromontaggi Group. 11 pari. Allora, dopo il richiamo verbale è arrivato quello col cartellino giallo, quindi attenzione alla prossima perché rischierebbero il rosso e il punto di penalità. Aspettiamo che il secondo arbitro, con l'arbitro segna punti, riesce a segnare tutto. Ok, a posto, allora si può ricominciare. Carlotta Petrusiello al servizio, 11 pari al Palasport di Porto Mantovano. Servizio battuto su Giudice e arriva Reis. 12 a 11 il punteggio. Servizio in rete di Carli, 12 pari. Beh, sicuramente al servizio va Chiara Poggi. Sicuramente il primo allenatore della formazione di Porto era bella decisa ogni volta, non è mai contenta. Chiara Poggi, servizio battuto su Orlandini, Braida. Gridelli, difende Poggi, Giudice. Marcone, difende Bellini stavolta, Braida. Lato di Petrusiello. È out l'attacco. 13 a 12. Aveva toccato il ferro. Ancora Chiara appoggia al servizio. Siamo sul 13 a 12 per Porto Mantovano. Servizio su Bellini. Braida. Dal lato di Orlandini. Orlandini 13 pari. Un proiettile che stava per schiantarsi tra me e Alan. Però abbiamo il nostro regista che è dotato di ottimi riflessi. Emma Orlandini al servizio, siamo sul 13 pari. Siamo nel corso del secondo set. Servizio battuto su Marcone. Oggi Marchesini difeso da... Oh, attenzione, Bellini free ball. Poggi Tavella. Un proiettile che centra in pieno la spalla di Petrusiello. 14 a 13. Servizio battuto su Piero Bon. Braida. Bellini attacca, vincente l'attacco. 14 pari. Palasport. Fulvia Gridelli al servizio per la Rotoblas. Servizio battuto su Marchesini. Petrusiello attacca Bellini sull'ottima difesa di Carli. 15 a 14 vantaggio Rotoblas. Mamma mia, scusatemi ma ho voluto ascoltare il discorso del coach di Porto Mantovano, che è uno spettacolo da sentire oggi. Marcone, muro sfondato di Marcone, 15 pari. Una Paola Ghirardelli al servizio. Servizio battuto. Out. 16 a 15. Buono. È importante che sbaglino anche gli altri, che non sbagliamo solo noi, no? Federica Braida al servizio per la Rotoblas. C'ha 15 punteggio.
Servizio battuto su Marchesini. Magenzani, scusate. Braida. Orlandini però deve concedere la free ball. Magenzani, Poggi. Marcone. Muro vincente di Asia. 17-15. 17-15 più 2 Rotoblat. Andiamo! Federica Braida al servizio. Servizio battuto su Marcone. Giudice. Marcone. Oh Dio mio, che salvataggio! Borlandini. Alice Bellini. Alice Bellini. Super difesa di Orlandini e super muro di Alice Bellini. Mamma mia. 18-15. Al servizio Federica Braida. Bella Rotoblat, sempre lei. Braida riceve Marcone. Giudice dal lato sempre di Marcone che attacca. Oh Braida. Piero Bon dal lato di Bellini. Pallonetto. Difendono Marcone. Poggi dal lato di Bernabé, ma è stato difeso il suo attacco. Fiscata la doppia alla Rotoblat. 16-18. Dai, andiamo! Stefania Bernabé al servizio, ma no, c'è il cambio. Stefania Bernabé lascia il posto a Giorgia Rancati. Quindi il cambio dell'ultima partita, dell'ultimo set proprio. Quindi Giorgia Rancati al servizio al posto di Stefania Bernabé. Quindi l'opposto lascia il posto alla schiacciatrice, che diventa lei il terminale d'attacco. Bellini, free ball. Oggi Va! ha provato l'attacco Marcone, ma è stato difeso. Difesa di Calza. Bellini, pallonetto. Bellini mura. Giudice Rancati. Difende Braida. Piero Bon, lato di Petrusiello. Pallonetto vincente, che va a toccare il tetto. 19-16. 19-16, un altro bel set questo della Rotoblat fino a questo momento. Bellini servizio in rete. 17-19. Vai, via! Benedetta Marcone al servizio per la Euromontaggi Group, nuovo gruppo sportivo Porto Volley. Servizio battuto su Piero Bon. Braida dal lato di Petrusiello, però è stata murata il suo attacco. Piero Bon dal lato di Orlandini, pallonetto. Difende Maghezzani. Poggi, Rancati. Luca dice alle ragazze che la palla era in campo, che la palla c'è, quindi non protestare. 18-19. Luca che vuole comunque mantenere la calma delle proprie giocatrici. Benedetta Marcone ancora lei al servizio. Servizio su Piero Bon. Braida. Calza, è troppo difficile questo attacco. 19 pari. Forse Luca potrebbe chiamare adesso il time out per aiutare un attimo. Infatti è già pronto. Andiamo con gli sponsor, Alan. Nuovi in diretta al Palasport di Porto Mantovano. Siamo su 19 pari nel corso di questo secondo set. Benedetta Marcone ancora lei al servizio per la formazione di Porto.
Servizio battuto su Orlandini. Braida. Orlandini attacca. Pallonetto vincente. 20-19. Ma Orlandini 20-19. Andiamo! Asia calza al servizio. Asia calza al servizio. Battuto il servizio su Marcone. Oggi Rancati. Out. 21-19. Servizio, Asia calza ancora lei. Colei è caduto prendere il posto di Jessica De Val. Magenzani. Il tocco a muro, palla in campo, 20-21. Rachele Tavella. Rachele Tavella al servizio per la formazione di Porto. Servito battuto su Bellini. Braida dal lato di Petruzziello. Murata. Braida dall'altro lato. Orlandini, pallonetto. È in campo. 22-20. Emma Orlandini, un bel pallonetto vicino alla linea di fondo. Time out per Porto sponsor. Eccoci nuovamente in diretta, siamo verso l'epilogo di questo secondo set, 22-20, il punteggio a favore della Rotoblast Volano Volley che conduce il set e anche la partita per 1-0 al momento. Servizio di Petruzziello su Marcone, Poggi, Magenzani, viene difeso da Petruzziello, Piero Bon. Orlandini. Emma Orlandini 23-20. Emma Orlandini 23-20. Ancora Petruzziello. Margone. Arriva l'Ace. Come nel primo set, live team proprio. La palla del 24 è su Ace di Petruzziello. E ancora nelle sue mani come nel primo set. Il set ball è nelle sue mani. Petruzziello su Margone che stavolta riceve bene. Magenzani difende. Piero Bomma va a toccare il tetto. 21-24. Chiara Poggi al servizio sul 21-24. Chiara Poggi riceve Bellini. Piero Bon. Braida, scusate. Orlandini. Emma Orlandini 25-21. 2-0. E la Rotoblast dopo 2 partite di fila torna a far punti. Alan, sponsor, e torniamo per l'inizio del terzo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you?
supposed to take you. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you out? Do you feel your bones just supposed to take you? Do you feel your bones start to take you out? Do you feel your bones just supposed to take you? Do you feel your bones take you, take you out? Do you feel your bones just supposed to take you? Do you feel your bones take you, take you out? Do you feel your bones just supposed to take you? Signore e signori, bentornati in diretta dall'Arena Logo sta Arena Biancorossa. Forse è proprio perché all'Arena Biancorossa la prossima partita non ci sarò, perché io oggi chiudo la mia stagione e ritornerò per la prima partita del 2023. Quindi è l'ultima telecronaca dell'anno per me, di quest'anno, però tornerò per la prossima. Allora, il riepilogo, intanto siamo sul 2-0 a favore della Rotoblast, 18-25 il primo, 21-25 il secondo. I punti di squadra in totale dei due set: 3 punti per Poggi, 4 per Rancati, 6 per Magenzani, 1 per Ghirardelli, 4 Bernabé, 6 Marcone. 24 punti di squadra per la Rotoblast, 7 punti di squadra, 3 punti di Braida, 11 per Orlandini, 12 di Petruzziello, 8 Bellini, 2 Asia Calza, 43 punti di squadra. Primo servizio di Bulla. Gridelli un po' in difficoltà su questo attacco. Ottima la difesa di Braida. Free ball di Piero Bon. Poggi dal lato di peccato. Magenzani, punto vincente, 1-0. Ancora Giorgia Bulla al servizio. Servizio su Bellini. Braida. Orlandini sfonda il muro. Uno pari. 12 punti di Orlandini di questa partita, come quelli di colei che sta per andare al servizio, Carlotta Petruzziello. Servizio battuto su Marcone. Magenzani, pallonetto, out. Sì. 2-1 per la Rotoblast. Ancora Carli al servizio per la Rotoblast. Servizio battuto con l'audio del net Marcone. Poggi. Pallonetto difeso da Piero Bon, però Petruzziello non attacca. Giudice. Attacco subito provato dalla Porto ma non è andato a buon fine. Orlandini. 3-1. Era anche out questo attacco. Dai. Ancora Carli al servizio per la Rotoblast. 3-1 il punteggio.
servizio battuto, riceve Marcone. Poggi subito, difende Piero Bon. Braida, Orlandini. Difende Magenzani. Marcone, free ball, Petruzzello riceve. Braida, Gridelli. 4-1. Fulvia Gridelli. Ancora Carli al servizio per la Rotoblas. Sul punteggio di 4-1 per la formazione allenata da Luca Parlatini. Servizio di Petruzzello. Attenzione, Poggi. Attacco Murato, giudice difende. Ancora Murata 2 volte. Del lato, terza Murata. Quarta pallonetto, difende da Bellini. Braida, Orlandini. Mamma mia che spettacolo questa Rotoblas oggi. 5-1, cambio, entra Rancatti ed esce Bernabé. Cambio di prima quasi. No, scusate, non è il cambio di prima, questo è Giorgio Rancatti per Stefania Bernabé. Carlotta Petruzzello servito 5-1 per la Rotoblas. Servito battuto. Riceve giudice Poggi. Dall'atto tentato da Rancatti, il pallonetto non è andato a buon fine. Petruzzello out. Un bel gesto di gestualità del nostro tifoso numero 1. Chiara Poggia al servizio. Battuto su Orlandini in 2 sulla palla, attenzione. Gridelli. Fulvia Gridelli 6-2. Emma Orlandini al servizio. Indicazione a Emma Orlandini. Posto 5 o posto 6? Decidere lei. Tu Marcone. Magenzani. Free ball di Marcone. Gridelli. Braida. Bellini. Alice Bellini. 7-2. Rotoblas 7-2. Emma Orlandini ancora lei al servizio. La formazione di Luca Parlatini. Servizio battuto. Riceve Rancatti. Poggi. Magenzani con l'audio del muro. Difende Petruzzello. Bellini. Sì! Mamma mia, 8-2. 8-2. Carli. Pronto il servizio per la ancora la Rotoblas. Aspettiamo che la Mappes finisca di pulire il campo. Orlandini servizio battuto. Tu Marcone. Poggi. E stavolta è vincente l'attacco di Ghirardelli. 3-8 comunque. Un buon break della Rotoblas. Ghirardelli, vero? Ok, felice di non aver sbagliato. 3 il punteggio. Servizio di Magenzani su Piero Bon. Braida, Gridelli, pallonetto viene murato da Marcone. Piero Bon dall'altro di Bellini. Murata. Non si sono intese Gridelli e Petruzzella. 4-8. Comunque vediamo comunque c'è abbastanza tranquillità nella metà campo trentina. Ancora Magenzani su Bellini che riceve il servizio. Braida, lato di Bellini, pallonetto difeso da Marcone. Poggi, lato di Rancatti. Ottima la difesa di Piero Bon. Orlandini al centro, pallonetto provato, va difeso da Magenzani. Poggi, Rancatti. Peccato. Deviato il colpo da Bellini. Nulla può Piero Bon. 5-8 il punteggio. Ora arriva il time out della Rotoblas. Eccolo qua. Andiamo con gli sponsor.
aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo. Faccia tardi, Caruso. Di nuovo in diretta dal Palasport di Porto Mantovano. Siamo sul 5-8 per la Rotoblas, che conduce anche la partita per 2-7-0. Un punto sicuramente la Rotoblas l'ha già messo in cassaforte. Servizio per Porto, Nicol Magenzani. Servizio battuto su Bellini. Piero Bon che la alza proprio per Bellini. Difende Marcone. Poggi. Marcone attacca, Murata da Braida, però viene difeso da Giudice, la sua Murata. Brava Piero Bon che difende l'attacco per Trussiello. Palla out. Ha chiamato dentro anche loro. 6-8. Luca cerca di tranquillizzare dicendo: ce l'hanno fregata, ma è su un punto. Magenzani. Servizio su Piero Bon. Braida subito! Federica Braida. 9-6. Fulvia Gridelli al servizio per la Rotoblas. Sul 9-6 a favore della formazione di Luca Parlatini. Servizio battuto su Giudice. Oggi subito l'attacco difeso di Gradelli difeso. Bellini attacco difeso da Giudice. Oggi lato di Magentani difeso da Gridelli. Braida. Bellini. Alice Bellini 10-6 che difende di Fulvia comunque, che ha disinnescato una bomba proprio. Fulvia Gridelli al servizio. Servizio in rete. 7-10. Servizio nelle mani di Porto con Girardelli. Riceve Piero Bon. Braida. Centro. Adia calza. 11-7. Adia calza. Federica Braida al servizio per la Rotoblast. Servizio battuto su Magenzani. Poggi. Attacco di Rancati. Murata da Asia. 12-7. Asia calza muro. Time out di Gucciardi sponsor. Lo 17 il punteggio per la Rotoblast, di nuovo in diretta dal Palasport di Porto Mantovano. Lo 17 il punteggio. (11) Braida in rete il servizio. 8-12 al servizio per la formazione di Porto. Giorgia Rancati. Dito battuto su Bellini. Braida. Bellini pallonetto.
Manghestani per Poggi. Attacco difeso da Orlandini. Marcone difeso. Petruziello. Carli. 18. Alice Bellini al servizio per la Rotoblast. Servizio. Servizio in rete. Per 19 il punteggio. Servizio di Marcone ricevuto da Piero Bon. Asia Calza ha tentato l'attacco ma è stato difeso da Rancati. Però adesso c'è la free ball concetta da Magenzani. Bellini, Braida, Petruziello, mani out. 14-13. Scusate, 14-9 il punteggio. Asia Calza al servizio. Servizio battuto. Poggi. Attacco è vincente di credo di Bulla. Maghezzani. 14-10. Mani out. Giorgia Bulla al servizio per la formazione giallonera. Servizio battuto. Riceve Bellini. Braida. Orlandini. Orlandini. 15-10. Vorrei tanto essere nella metacampo giallo-nera per sentire cosa dice l'allenatrice. Carlotta Petruziello al servizio. Siamo su 15-10. Servizio battuto su Marcone. Poggi dal lato di Rancati. Difeso da Bellini. Piero Bon. Bellini attacca. Difende Marcone. Poggi. Attacco. Mani out sul muro vincente di Braida. Dirige a 10. Carli al servizio. Servizio out. 11-16. Noi adesso. Chiara Poggi sul servizio su Orlandini che riceve bene. Braida per Petruziello. Carlotta Petruziello. 17-11. Andiamo. Emma Orlandini il suo servizio. Riceve Marcone. Poggi. Maghezzani. 17-12. Sempre per la Rotoblast. Nicole Magenzani al servizio. Battuto. Oh, Braida. Doppia fischiata Braida che se ne accorge subito. 13-17. Ancora Magenzani al servizio per la squadra di Guicciardi. Riceve Bellini. Braida stavolta buono il palleggio. Buono l'attacco di Bellini col mania a smontare il muro. 18-13. Fulvia Gridelli ora al servizio. Fulvia riceve Giudici. Poggi. Rancati. Colosio del muro. Difende Orlandini. Bellini. Difende Magenzani. Giudice. Attacco tenta.
Marcone Murata. Nadia, che adesso lo dico, merita lei l'intervista questa sera. Gridelli in servizio battuto. Di là. Poggi. Gridelli. Bellini. Orlandini non ci prova ad attaccare. Poggi. Rancati. Chi è che porta Spiga? Io non porto Spiga a casa, ha fatto il puro. 20-13. Cambio. Esce Giorgia Rancati, rientra Stefania Bernabé. 20-13. Più 7 Rotoblast, meno 5 alla vittoria. Fulvia Gridelli al servizio. Giudice riceve. Attenzione al muro, però c'è l'invasione contro la Rotoblast. Buona la murata, però va a toccare la rete. 14-20. Andiamo subito. Anna Paola Ghirardelli al servizio per Porto. Servizio battuto. Orlandini, Braida. Bellini, pallonetto, difende Ghenzani. Attacco di Marcone. Che bomba di... Via. Che bomba di Ghirardelli, se non erro. Di Marcone, scusate, l'avevo anche detto. 15-20 il punteggio. Ancora Ghirardelli per la formazione di Porto. Servizio battuto, riceve Piero Bon. Braida al centro, calza. Oh! Cavasia, 21-15. a 21. Federica Braida al servizio. Mancano 4 alla Rotoblast per vincere il set. Riceve Marcone, Poggi. Marcone in mezzo alle mani di Calzai e Petruziello. 16-21. Dai, questo, andiamo. E Stefania Bernabé al servizio. 16-21. Servizio battuto. Riceve Piero Bon. Braida. Bellini che deve attaccare. Pallonetto vincente. 22-16, 3. Ne mancano 3 adesso. Alice Bellini. Alice Bellini nel servizio. Battuto. Sì. Bello il servizio sul Marchesani. Schiaffetto di incoraggiamento tra Piero Bon e Bellini. 22-17. Servizio di Marcone. La ferma. Bellini riceve. Braida calza. Difende Bernabé. Servizio out. Attacco a... No, deviazione. 19-22. O 18-22? 18-22, ok. Benedetto Marcone. Servizio. Servizio battuto. Riceve Piero Bon. Braida. Orlandini. Difende Marcone. Poggi. Dal lato di... difeso l'attacco. Pallonetto. Piero Bon difende per Orlandini. Difende Giudice.
Poggi, sempre in bagger, lato di Maghezzani, out. 23-18. Ok. Asia calza al servizio. La notizia importante non è Petruziello a fare il punto, mi sa. 24. Beh, sicuramente non su Ace, però. Asia calza. Bello il servizio. Poggi. Pallonetto. Difende Braida. Orlandini. Si spegne in rete nella metà campo. Infrazione di quarto tocco, 19-23. Dai, via, via, via. Dai, questa. Adia calza. Riceve i complimenti da tutta la squadra al servizio di Giorgia Bulla. Riceve Orlandini. Braida. Lato di Petruziello. Carli 24. Capire lei, è sempre lei il punto del 24. E al servizio per il match ball Carlotta Petruziello. Ormai abbiamo fatto tombola. Il 24 del primo set Carli, 24 del secondo Carli. Servizio di Carli. E il match ball è di Carli, che arriva quasi all'ace. Difende Piero Bon. Braida. Orlandini per chiudere. Difeso da Marcone e dal muro. E attacco vincente di Ghirardelli, che rimanda il match ball alla prossima azione. 20-24. Questa. Servizio di Chiara Poggi. Ancora match ball per la Rotoblast. Servizio battuto. Orlandini riceve. Bellini per chiudere. Difende Marcone. Poggi. Maghezzani. Ci ha provato Carli, ma non è arrivato in tempo. 21-24. Chiara Poggi al servizio. Arriverà il time out di Luca. Eccolo qua, sponsor. Allora, di nuovo in diretta. Siamo al match ball un'altra volta. 24-21. Chiara Poggi ancora lei al servizio. Servizio battuto. Riceve Bellini. Petruziello in bagger. Bellini per chiudere. Murata. Orlandini. Petruziello. Difende Marcone. Poggi. Pallonetto. Gridelli. Petruziello. Gridelli, giudice. Attenzione. Braida. Orlandini per chiudere. Out. È out. Fini di poco. Non era dentro. 22-24. Dai, questa. Allora, un'altra palla match annullata. Siamo sul 22-24. Ancora Poggi. Servizio battuto. Orlandini, Braida. Petruziello. Un altro attacco out, attenzione. 23-24. Dobbiamo star calmi perché Dai. ancora Chiara Poggi al servizio. Ormai Porto non ha più nulla da perdere ormai. Il Roto Blazzaretto c'ha veramente tutto da perdere. Servizio di Poggi. Riceve Bellini. Braida. Gridelli. E vince la Rotoblast 25-23. E la Rotoblast può festeggiare e torna alla vittoria dopo 2 sconfitte consecutive. E balliamo sulle note di Andrea Damante proprio. Almeno io lo faccio sicuro, perché io posso anche dire la mia ultima telecronaca 2022
si chiude con un bel 3-0. Allora, noi stiamo per chiudere la diretta, allora a me non resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento, non per la mia telecronaca, ma per la partita, il super big match contro l'Arena Volley Team Verona, l'Arena Biancorosa, sabato prossimo alle ore 20:30. Grazie al mago delle statistiche Andrea Zeni, il suo contributo. Oggi direi che MVP è Morlandini oggi, o l'Asia calza, visto che si è trovata nel ruolo di sostituire una come Jessica De Val. Allora, grazie a tutti per averci seguito. Da parte di Lorenzo Minacappelli per questo 2022 è davvero tutto. A tutti voi l'augurio di una serena notte, da parte mia anche l'augurio di un buon Natale e un felice anno nuovo.